Beh, ricordiamo il Conegliano intanto e tutta l'area UNESCO sono riconosciute dal 7 luglio 2019, c'è stato il Covid in mezzo, ma dopo la ripartenza è stata una ripartenza importante. Oggi ci attestiamo quasi sulle 500.000 pernottamenti annui, per cui stiamo crescendo in maniera esponenziale, siamo passati a 180-500.000, questo dà la dimostrazione sul nostro territorio di quale sia l'impatto UNESCO. Per quanto riguarda il Conegliano, i dati sono tutti dati positivi, i dati di riempimento dei ristoranti, degli hotel, ma anche i tanti turisti che vengono a visitare la nostra città, per cui devo dire che la crescita esponenziale che abbiamo avuto e che pensiamo ci sia ancora nei prossimi anni fino ad arrivare a milioni di presenze che si è ipotizzato è una realtà. Noi stiamo facendo tanto per questo, stiamo cercando di rendere la città più lenta, di facilitare la mobilità debole, di fare piste ciclabili. Adesso partirà anche il progetto del Giro Monticano per riuscire a collegare Conegliano, Gorgolo Monticano in maniera ciclabile, e questo è il futuro. Sul fronte delle iniziative future avete già in mente qualcosa? Beh, le iniziative sono tante, abbiamo riempito la città soprattutto nel 2023 e adesso nel 2024 di eventi quasi ogni settimana, e vedo che questi vengono apprezzati non solo da chi vive il nostro territorio, ma vengono apprezzati anche e soprattutto da chi il nostro territorio viene a scoprirlo, per cui i visitatori, tutti coloro che intendono fermarsi per alcune giornate. Quello che stiamo cercando di fare è dare delle proposte che permettano a chi viene a visitare il nostro territorio di fermarsi più a lungo. Questo è il nostro scopo, questo è il lavoro che sta facendo tutta la rete UNESCO, e devo dire che anche tutti i sindaci assieme stanno ormai ragionando non di limiti territoriali e amministrativi dei comuni, ma stanno ragionando di territorio, e questo è il grande cambio di paradigma che in futuro farà la differenza.